Ben trovati amici e amanti della terza pagina. Ed eccoci al concerto di questa puntata, ospiti tre grandi professionisti italiani, vere eccellenze della musica barocca, ma non solo. Walter Favaro al pianoforte, Carlo Lazzari al violino e Silvestro Favaro alla viola. I professori Walter e Silvestro sono fratelli e insieme a Carlo Lazzari formano l'Asselum Trio, in onore alla città di Asolo, che merita una parola. È l'effettiva dimora di cultura così eletta da Caterina Cornaro, reina di Gerusalemme, Cipri et Armenie, regina di Gerusalemme, Cipro e Armenia. Eravamo alla fine del 1400. Ma anche più di recente, nel secolo scorso, si è mantenuta città dimora di cultura e da celebrità del rango di Eleonora Duse, Freya Stark, solo per citarne un paio. Ma passiamo al programma. Di Johann Sebastian Bach, la sonata in sol maggiore WW 1029, scritta per pianoforte e viola, ma pare sia stata scritta per viola pomposa, strumento costruito per la prima volta nel 1720, anno al quale viene fatto risalire il pezzo che andremo ad ascoltare. A seguire tre brani di Wolfgang Amadeus Mozart, la sonata in do maggiore KV 296 per pianoforte e violino, dopodiché il duetto in sol maggiore K423 per violino e viola. E per concludere, sempre di Wolfgang Amadeus Mozart, il trio in mi bemolle maggiore K490 per piano, violino e viola, detto anche il trio dei birilli, che in origine sarebbe però stato scritto per clarinetto, ma al tempo, per garantire maggiori vendite sul piano editoriale, era abitudine adattare le partiture così da essere usate da più strumenti, e appunto del trio dei birilli infatti esiste la versione per violino. Direi che è tutto, grazie e buon ascolto.
una passacaglia nella rielaborazione del violinista Halvorsen del Novecento, una rivisitazione del barocco in pratica.
Finito anche questo bel momento di musica classica, abbiamo ascoltato il trio Acelum, i professori Walter Favero al pianoforte, Carlo Lazzari al violino e Silvestro Favero alla viola. Un programma che ha spaziato tra Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. Grazie per la vostra cortese attenzione e alla prossima.